Amici di Bella Sicilia, con tour illuminato, gustiamo oggi il panino a Picuredda. Siamo pronti per iniziare e questo è il luogo dove mi ero prefissato di venire, ci vengo spesso, ma oggi è un'occasione ancora più bella. Ed ora vi anticipiamo in pochi secondi quello che vedrete prossimamente su Onda TV Canale 85 e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Tour Illuminato ha preparato questo panino davvero speciale, un panino che solo lei fa. Il panino a Picuredda, perché questo nome? Allora, questo nome risale a quando ero piccolo, perché io non mangiavo pochissimo e mia madre mi tagliava i pezzettini di pane con sopra della carne o quant'altro e me li faceva mangiare, diceva mangiamo la pecorella, mettiamo la pecorella nell'ovile, mettiamo la pecorella nell'ovile se no stanotte viene il lupo e se la mangia. E così è nata l'idea di fare il panino a Picureddi. Con quali gusti è stato condito il panino? Quello che abbiamo qua sono dei gusti mortadella, poi c'è l'altro salame e provolone piccante e c'è quello con la sarda. Facciamolo vedere. Eccolo qua, quello con la sarda. È chiaro che il panino a Picureddi si può fare anche con tutti i gusti possibili e immaginabili. Naturalmente come gradisce il cliente noi lo produciamo e lo facciamo. Questo è stato preparato nella frazione di San Piero di Militello Rosmarino nel negozio appunto di Tour Illuminato, come mi intendono. Che dire, non resta che un buon bicchiere di vino rosso a completare il piacere visivo innanzitutto del luogo che ci circonda, a completare il piacere culinario di ciò che lei ha sapientemente preparato. Quindi non resta che alzare del nostro vino, il bicchiere di vino e aspettare il prossimo documentario completo sulla pagina di Bella Sicilia che vi regalerà dei veri e propri sogni culinari. Salute! Cosa si prova e cosa può provare il turista che vive questo momento, secondo lei? Sono dei momenti così, per me sono indimenticabili, quindi credo e ci credo veramente che il turista che viene qua non dimenticherà mai di essere venuto, anche se non ci potrà tornare, lo dirà ai suoi figli e ai suoi nipoti. Sono sicuro di questo. L'emozione che provoca questo posto è indescrivibile. Solo viverla, solo vivendola si può capire quello che significa stare qua. Secondo lei qual è il punto di forza della Sicilia? Secondo me il punto di forza è il turismo, per forza, deve essere il turismo. Non può essere altrimenti. Anche perché noi siciliani siamo un po' particolari, abbiamo un cuore grande, forse più grande delle nostre case, più grande, molto più grande. E quindi il calore che ci lega, noi siciliani, fa sì che la gente torni. Perché chi viene per la prima volta e nota questo calore nelle persone quando le incontra, resta meravigliata, resta veramente meravigliata. Non mi aspettavo. Una volta da me sono venuti dei ragazzi che venivano da un paesino vicino a Bologna, piccolo, mi dicevano ma qui abbiamo fatto un giro con le moto sui Nebrodi e dove siamo entrati abbiamo trovato persone disponibilissime, abbiamo trovato persone che ci hanno accolto veramente, poi sono passate da me, hanno preso il panino a Pecorelli e dice ma qua veramente è una cosa incredibile, la Sicilia, e noi pensavamo tutt'altro, invece ci siamo accorti che la realtà è molto diversa. Ed è bellissimo. Testimoniare allora tutto questo, come abbiamo fatto oggi, ha un valore fondamentale. Molto. Questo ha un valore veramente, non ci può essere un valore migliore. A tutti i turisti, alle persone provenienti, alle persone di tutto il mondo che stanno guardando questo video, che messaggio vogliamo dire? Cosa diciamo loro? Ragazzi, io lo dico sempre, per provare, per sentire e notare veramente quello che è, dovete solo venire. Venite in Sicilia, venite non solo qua sui Nebrodi, ma giratela tutta la Sicilia, perché la Sicilia è bellissima, molto molto bella, effettivamente. Venite a provare le sensazioni che io ho provato da piccolo e che continuo a provare ogni volta che vengo in questi posti, ogni volta che posso veramente mi allontano dal cemento, mi allontano, anche se da noi non ce n'è molto, però io mi allontano, volentieri mi allontano, vengo qua, rifletto un po', anche da solo a volte vengo qua a trascorrere un pochino, ma certo è preferibile venire con qualche amico perché naturalmente il brindisi da solo non ha senso, quindi il brindisi si fa naturalmente con qualche amico vicino. Ecco, venite a trovarci e vi assicuro che non lo dimenticherete. E noi siamo rimasti colpiti dalla sua simpatia.
dalla sua professionalità, dal suo buon cuore. Il brindisi grande a Turi Illuminato e alla Sicilia. Alla Sicilia e sempre ad Onda TV. Grazie. La nostra storia parte da lontano. Mio padre, come tanti, è stato un emigrato, è andato in Piemonte a lavorare. Lavorava in una fabbrica dove facevano le cucine componibili. Ci è rimasto 4 anni. All'epoca non era come oggi, non si poteva tornare spesso a visitare il luogo natio. Dopo 4 anni è tornato e ha scoperto che il comune rilasciava delle licenze. Lui, che aveva avuto sempre il pallino del commerciante, è corso, si è fatto rilasciare una licenza di generi alimentari. Quando siamo tornati in Piemonte ha dato il preavviso al suo datore di lavoro, dice: guarda, io mi licenzio, però all'epoca, se non ricordo male, bisognava dare 8 giorni di preavviso, lui ne ha dati 15. Ti istruisco una persona al mio posto e me ne torno. E così è stato. È tornato qua, abbiamo aperto una piccola bottega, piccolissima, nella contrada San Piero, dove all'epoca esistevano sì e no una quindicina di case. Non c'era neanche la strada, non c'era neanche la strada per arrivare a San Piero, c'era una mulattiera, poi hanno fatto una strada con un cantiere e da lì è iniziata la nostra storia. Dopo qualche anno ci siamo trasferiti in piazza. Mio padre all'epoca ha aperto una piccola trattoria e venivano moltissime persone da Palermo, da Messina, da tutte le parti. Eravamo conosciuti come la trattoria Luminato, perché mio padre si chiamava Luminato di nome, Illuminato di nome, ma in siciliano Luminato. Ecco perché a me ancora oggi mi intendono Turi Illuminato, perché pensavano che Illuminato fosse il cognome. Che devo dire, la piccola trattoria è durata una quindicina d'anni, poi per problemi di salute di mia madre, all'epoca non erano epoche tanto, mio padre si è confuso, ha voluto chiuderla la trattoria, perché facevamo un viaggio ogni 3 settimane a Parigi. Comunque questa è un'altra storia. Grazie a Dio comunque mia madre, a cui avevano dato da 3 a 6 mesi di vita, massimo un anno, è deceduta 2 anni fa, veneranda età di 89 anni, ha gestito fino a 7 anni fa, 8 anni fa il suo negozietto e dopo l'ho preso in mano io e siamo qua, siamo giunti qua a fare il panino a pecorelle come lei ci ha insegnato e speriamo di continuare la tradizione, speriamo anche che mio figlio possa continuare questa tradizione, anzi migliorarla come dicevo prima, però i presupposti ci sono, ci potrebbero essere. Auguriamoci che con questo video magari ci possano conoscere un po' dappertutto. Già ci conoscono da moltissime parti della Sicilia, infatti ancora oggi ci nominano, però speriamo ancora che molte altre persone, grazie ad Adriano, Onda TV e al programma Bella Sicilia, possano continuare a vederci e continuare a vedere e innamorarsi, anche se da lontano, di questi bellissimi posti, di questi posti così belli, stupendi, e venire a trovarci. Ok, ora voglio fare questo brindisi a Onda TV, al Parco dei Nebrodi, alla Cooperativa Giustizia che ha realizzato questo posto, ad Adriano, al programma e a tutti noi. Evviva la Sicilia! Evviva la Sicilia! Salute!